Una nuova sede per offrire una rosa di servizi più ampia ai cittadini. La UIL Veneto raddoppia gli spazi a Padova con i locali in via Pellizzo, zona Stanga, area di facile accesso della città, mantenendo altri 2 uffici per un presidio capillare. Oggi per noi è una giornata di festa a Padova perché inauguriamo una nuova sede. Manteniamo il presidio in quella precedente, ma abbiamo fatto una cosa innovativa, nuova, per andare incontro alle persone, ma nello stesso tempo anche a chi ci lavora. Il Covid ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto vedere la necessità di avere sedi più efficienti, più pulite e più precise. E nello stesso tempo, con la crescita forte che sta avendo la UIL in Veneto in questi anni, ci dà la necessità di dare agli utenti un qualcosa di più serio. La UIL che non è soltanto un sindacato, la UIL è una comunità dove le persone trovano risposte ai loro problemi. In questa nuova sede vi aspettiamo perché troverete risposte ai vostri problemi sul lavoro, ma troverete soprattutto risposte ai vostri problemi come persone. Al taglio del nastro anche il sindaco Sergio Giordani per testimoniare la necessità di sostegno alle esigenze dei cittadini. Nella nuova sede ci saranno tutti gli sportelli di servizio del sindacato, oltre a CAF e patronato. Oggi è una giornata veramente importante perché inaugurare una nuova sede del sindacato, inaugurare un nuovo centro servizi per quel che riguarda la UIL è sempre un momento importante, ma soprattutto un momento di grande democrazia per quel che riguarda il nostro Paese. Là dove c'è sindacato c'è democrazia, c'è legalità, ma soprattutto per essere all'altezza della situazione e dare la possibilità a tutti i cittadini, a tutte le persone di poter accedere nei nostri servizi che sono sempre all'avanguardia e soprattutto servizi pressoché gratuiti per quel che riguarda il nostro patronato.